il Gem calcio a 8 per consolidare il primo posto in classifica. L'Autocarrozzeria Cirillo invece per sperare di raggiungere la zona playoff. Buonasera dal Circolo Longarina, 12ª giornata di Serie A2 Lega Calcio 8 Girone Longarina. In maglia bianca la Gem calcio 8, in maglia blu a strisce orizzontali gialle l'Autocarrozzeria Cirillo. Allarga bene sulla destra, traversone in mezzo che però è un tiro, si porta subito in vantaggio il Gem calcio 8 con il tiro cross di carta che sblocca la partita al terzo minuto. Sul primo palo Giacomini, resta lì il pallone di testa e poi a due passi sbaglia il tiro che diventa un assist perfetto per il compagno. 1-1 al 10° minuto, l'Autocarrozzeria Cirillo riapre l'incontro anche in modo fortunoso. Due uomini in barriera per Mariani, ma con il sinistro in porta Mariani, tiro centrale, ottima però la risposta del numero 22. Si gira in qualche modo, scambia con Caruso che prova il tiro con il mancino e trova un gran gol. 2-1 Gem calcio 8, sinistro micidiale di Caruso, forse ha qualche colpa Billeci, comunque il risultato porta in vantaggio il Gem calcio 8. Tra le linee Miconi, Perroni, perde la sfera, Francucci, passaggio in verticale per Carta che prova la conclusione di destro, si deve distendere Billeci. Calcio d'angolo, il primo del secondo tempo, battuto sul secondo palo, c'è lo stacco di testa e il gol del pareggio per l'Autocarrozzeria Cirillo, che ha trovato il gol con Tamagnini. Cross perfetto sul secondo palo e Tamagnini di testa ha insaccato il pallone. Racaniello alza il campanile, Miconi, esce Mariani, ancora Miconi sull'errore di Mariani, gol del 3-2, approfittato Miconi della disattenzione difensiva. Restivo scambia per Di Cola che prova la conclusione da lontanissimo, deve distendersi e mettere in calcio d'angolo Billeci. Restivo, cercare Di Cola che si gira, va con il sinistro Di Cola, ancora una volta in calcio d'angolo. Eccolo servito Mariani. Restivo scambia bene, prova la conclusione di sinistra, ancora Billeci, salva i suoi, il migliore in questo secondo tempo. Allarga a destra, c'è Davello che finisce giù, c'è un tocco fuori dall'area però per il direttore di gara, punto di battuta. Parte Di Cola con il sinistro e dopo una deviazione trova il gol del pari quando siamo in pieno recupero, gol importantissimo per il Gem calcio 8. Sfera che rimane in possesso delle maglie bianche che vanno da Mariani. Mariani a lancio lungo, si chiude sul risultato di 3-3 l'incontro. Il Gem calcio 8 perde una buona occasione per rimanere in testa alla classifica.